E sono stata brava? Sul serio? Tutto quello che mi aveva raccontato l'hai raccontato. Ah, beh no. Non saprei, non mi viene in mente. Allora, io sono nata a Casarsa nel 42. Nel 42 non sai neanche io, Allora, io mi chiamo Marta, ho 18 anni. I miei amici non li riesco a vedere tanto durante la settimana, ma li vedo più nel weekend. Di solito andiamo a bere in un bar oppure in discoteca raramente, quindi non spesso. Osterie poche perché andavano solo gli uomini una volta in osteria. Noi donne qualche volta. Andavamo dove il papà giocava a carte, allora ci diceva vuoi bere qualcosa, insomma quelle cose lì. E a 13 anni su per i campi, caro, perché a scuola non mi entrava proprio, non era tanto simpatico, no. Quest'anno soprattutto ho partecipato a molti diciottesimi, essendo che quest'anno ho compiuto 18 anni e quindi c'erano quasi ogni sabato feste di amici. Da noi si facevano tante feste, i coscris, ecco, i coscris, e lì venivano e si ballava, meravigliosi proprio. Il mio diciottesimo l'ho fatto in una sala a Vivaro. Avevo chiamato un DJ e un fotografo che non sono serviti a molto perché il DJ ha suonato tutta la sera, ma eravamo principalmente tutti fuori a parlare, stare assieme, goderci la serata e non a ballare. Avevo due grandi passioni, il canto, cantavo anche alle spose l'Ave Maria, e il ballo. Il ballo era la cosa più bella che io avessi. Il mio papà era bravo. Quando sbagliavo mi diceva no, guarda che hai sbagliato, rincomincia. E da lì abbiamo incominciato a ballare bene. Nelle stalle si sentiva la musica e tra di noi si ballava. Finché sono un po' cresciuta, il mio papà ha detto adesso venite di là, però state negli angoli. E lui mi prendeva in braccio e ballava con la ballerina e con me in braccio. Io piangevo. E mi hanno fatto chiudere gli occhi e mi hanno lanciato la panna in faccia, in tutti i capelli. E i capelli hanno puzzato di latte marcio per una settimana. Non mi aspettavo questi scherzi. Sai che facevano le sagre una volta e si suonava la bomba. Oh, e buttavano le donne sopra, qualcheduna cadeva anche. La prima volta che sono in discoteca sono stata in corsa a Legnano quando era ancora aperto. Ho fatto con una mia amica after, quindi abbiamo dormito in giro per Lignano un po' così 10 minuti a testa per controllare le borse, gli zaini che ci eravamo portate dietro. Prendendo un po' di treni, corriere, siamo tornate qua e io la mattina dovevo fare la babysitter. È stato un po' molto molto difficile quella mattinata, non passava più, però ce l'ho fatta. Dopo ho chiesto se potevo andare fuori a ballare, ma non solo. Dovevo sempre stare in compagnia, non era niente da fare, da sola non potevo andare. Si stava fino a mezzanotte, non tanto di più, mezzanotte e mezzo, perché dopo bisognava venire a casa. Però qualche volta bisognava dire le bugie. Ci diceva a quell'ora dovete essere a casa, ma non eravamo mai a casa a quell'ora perché si cercava di stare via un po' di più, insomma, ecco.
In discoteca di solito sì, io con i miei amici entriamo verso le 11, 11 e mezza, decidiamo in che sala andare. Di solito frequento la commerciale di più, però quando vado al TNT frequento di più la sala techno. Il mio papà mi diceva, ti sono svegliato a tardi ieri sera, eh? No papà, non era tardi, era un bot. E ti pare che sia stato un'ora? Mi diceva, perché un bot per noi era ormai... Per me gli orari del ritorno dopo la discoteca non sono mai stati un problema, perché i miei genitori sono abbastanza permissivi. Si esce verso le 3-4 di mattina. E allora per non farmi sempre dire queste cose, lasciavo le ciabatte fuori dalla porta della camera. Perché lui quando vedeva le ciabatte voleva dire che ero a casa, insomma. No? E un giorno, una mattina, ha trovato una fila di bicchieri. In quanti eravate ieri sera qua? E insomma, papà, abbastanza. Però non sta sempre disimi robis, che dicevi. No, non ti dispinuia. Va pure a balà, però stai attento per la strada. Quel che ne diceva il papà, insomma, ecco. A me piace la sala commerciale quando ho voglia di cantare le canzoni che di solito conosco tutte. Invece della sala techno, la cosa che mi piace di più è che tu balli come vuoi e la gente non ti giudica perché pensa soltanto a se stessa ed è tranquilla, quindi mi sento un po' più aperta, un po' più libera di fare come voglio. Il valzer, il tango, rock and roll, valzer lento. Io avevo i ballerini per me. Le conoscenze nuove, dicendo uomini, io ne ho avuti un pochi, ma non fissi. Li prendevo e li mandavo. Non eri fatta per matrimoni, ecco. In discoteca balliamo, poi a volte capita che magari qualche ragazzo ci prova. Questa cosa a me non piace molto perché a volte succede che ci provano un po' troppo, quindi vanno oltre. Qualcuno ci diceva vieni fuori con me, un momento si andava fuori, qualche bacino si faceva, insomma. La montanara uè, si sente cantare, cantiamo la montanara. E dopo non mi ricordi più. Per chi non la sa. Per chi non la sa.